La corona inviata dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano si alza dritta ai piedi dell'altare, ai lati i carabinieri del picchetto d'onore in alta uniforme che il Capo dello Stato ha voluto portassero fino a Pieve di Soligo il segno del suo cordoglio. La vicinanza di Napolitano è uno dei molti simboli con cui le istituzioni hanno voluto onorare l'estremo saluto alle 4 vittime di Refrontolo. Una corona è stata inviata dal Consiglio dei Ministri, ma oggi non è mancato e ha voluto tornare per i funerali il Ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti, che a Refrontolo era stato in sopralluogo nei giorni scorsi. Una presenza discreta, la sua. Non faccio dichiarazioni. C'è Luca Zaia, il Presidente della Regione del Veneto. È una tragedia immane, 4 morti, 2 feriti gravi che stiamo ancora curando in terapia intensiva e altri 6 feriti che sono già stati dimessi. C'è il Presidente del Consiglio regionale Clodovaldo Ruffato. Con lui molti consiglieri regionali, espressione di tutte le province venete. Ci sono le autorità militari, c'è il presidente della provincia di Treviso, Leonardo Muraro. Sono schierati i rappresentanti dei vigili del fuoco, della protezione civile, del soccorso alpino, le ambulanze, del pronto soccorso, i molti volti degli angeli a cui è andato il grazie di tutte le persone coinvolte nella tragedia di Refrontolo. E ci sono i sindaci, non solo quelli di Refrontolo, di Pieve, di Sernaglia e di Santa Lucia, ma decine di altri primi cittadini della Marca che intera si sente ferita nel profondo da questa disgrazia. E i sindaci segnati dalle alluvioni degli ultimi anni in tutto il Veneto. Chi ha passato questi momenti particolari con l'acqua, di queste tragedie, non se le può dimenticare. Per me sono passati 4 anni, ma è come se fosse ieri. Ognuno ha portato lo stendardo del proprio comune, stemmi che raccontano l'unità nel dolore, la partecipazione a questo lutto, per le famiglie, per le comunità, a cui tutti oggi hanno voluto dire: non siete soli.